Provo grande tristezza a vedere come, in nome del dibattito politico, si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito la mortalità. Lo afferma in una nota l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Un'accusa infamante e gravissima, dice, più volte smentita da autorevoli studi internazionali. La strategia della Regione Veneto è testimoniata da atti pubblici, ufficiali, certificati ed accordati da tutti gli enti nazionali sanitari. È chiara, senza mezzi termini, Sonia Brescaccin, presidente della Commissione Sanità della Regione, presente ieri sera a Focus, che sul ciclone che ha travolto i test rapidi dice: l'introduzione dei test rapidi è avvenuta in un momento in cui questi sono stati ammessi a livello nazionale e anche a livello internazionale dall'OMS, dalle più importanti società scientifiche e enti scientifici che hanno riconosciuto l'efficacia e la possibilità di utilizzare questi test. Immediata la risposta di Anna Lisa Nalin, portavoce di Più Europa, che punta il dito sui test rapidi. Il presidente Zaia mostrava come bisognava appunto fare il tampone, quanto fosse facile, come tutto questo fosse innovativo e portasse il Veneto a livelli più evoluti. In realtà l'evoluzione ci fu, ma ci fu nel numero dei decessi. È profondamente avvilente vedere che questo sforzo immane non solo viene messo in discussione, ma viene dipinto come dannoso e controproducente per la salute pubblica, continua Lanzarin. Fatti gravi, tuona invece Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Se fosse vero quello che abbiamo letto, purtroppo il torto non sarebbe stato fatto solo al professor Crisanti, ma sarebbe stato fatto a tutti quanti i cittadini veneti. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere che si faccia il prima possibile chiarezza su tutta questa vicenda. Riteniamo molto grave quanto emerso nei servizi di Report, perché evidenziano la volontà da parte del presidente Zaia di danneggiare un uomo di scienza che si è sempre battuto per tutelare la salute e la vita delle persone. Lo sostiene in una nota Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto. Dietro la rappresentazione quotidiana studiata e costruita scientificamente di un politico moderato ci sarebbe un attaccamento ossessivo al potere. Lo affermano invece in una nota la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, e il portavoce Carlo Cunegato e Vania Trolese a proposito dell'indagine sui presunti falsi legati ai tamponi rapidi per il Covid. Sulla vicenda interviene anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta riforma della giustizia. Basta con sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica.